Andrea Papini, Maria Roveran, i nostri ieri ad Alice nella città. Io, Andrea, vorrei partire da un elemento che ho trovato molto interessante, che è questa contrapposizione con questi spazi ampissimi che ci sono all'esterno e poi la costruzione dei personaggi all'interno del carcere. Volevo sapere come l'avevi pensata proprio in fase di scrittura, se è qualcosa che è nato dall'inizio o se poi in realtà è qualcosa che è fuoriuscito dopo, quando ti sei trovato sul set e hai visto che si poteva giocare su questa contrapposizione. Buongiorno. No, è stata proprio una volontà, infatti abbiamo cercato gli ambienti, i panorami che abbiamo trovato in Emilia Romagna, nel Delta del Po, perché questo contrasto poetico tra la chiusura e gli spazi era assolutamente voluto e siamo stati aiutati dalla bellezza dei panorami. C'è la ricerca di inserire l'acqua in quasi tutte le inquadrature in esterno, perché l'acqua lagunare delle zone del Delta del Po, che in questo rapporto con la terra rappresentava benissimo l'ambiguità, la zona grigia dei nostri protagonisti che si trovano a indagare su emozioni e su fatti che non sempre sono sotto controllo. Il vostro è un film sulla memoria, sul ricordo, sulla ricostruzione anche della memoria, perché lo sappiamo, la memoria è una continua ricostruzione. Secondo voi, senza poter ripensare la memoria, è impossibile in realtà avere un futuro? Questi personaggi in realtà, grazie a questa rievocazione, trovano una sorta di pacificazione. Il tentativo è proprio questo: ciascun personaggio si trova ad indagare i propri confini identitari e appunto la propria memoria. E perché lo fa? Per evolvere, per un sentimento secondo me di desiderio di evoluzione umana. Ciascuno per sé cerca di fare questo. I miei personaggi, il mio personaggio appunto cerca di fare questo, nell'incontro con l'altro all'interno del carcere, anche di mettersi a disposizione, indagando poi il ruolo della vittima come un attore sa fare. Quindi è stato particolare per me questo progetto, perché mi ha permesso proprio di far vedere al pubblico che cosa fa un attore: interpreta ruoli diversi e sta sempre al confine, così come lo fa anche il protagonista, i protagonisti, come lo fanno Francesco Di Leva e Peppino Mazzotta. E non si può andare avanti, questa è la mia opinione, non possiamo andare avanti senza andare ad indagare il senso della nostra memoria, le nostre radici, anche le nostre colpe forse, no? Il nostro senso di colpa. Io per esempio personalmente sono spesso attanagliata dal senso di colpa e forse tante persone che vedranno questo film si troveranno collegate con questo tema, legate, e quindi forse sarà anche lo spunto per andare a guardarsi un po' dentro e a fare i conti con se stessi. E questo che è uno dei temi che viene trattato dal film, per quanto mi riguarda, è proprio questo. Il tuo personaggio tra l'altro si rapporta moltissimo con il personaggio di Francesco Di Leva, ed è molto intenso quello che fate. È stato il frutto di un lavoro fatto di prove o avete preferito che quelle emozioni poi nascessero direttamente lì sul set? Sai, io come attrice ho lavorato molto con Andrea prima di arrivare sul set, anche a livello di scrittura, quindi sapevo cosa mi sarebbe poi cosa avrei dovuto fare, ma fino al momento in cui non ti trovi sul set e fisicamente non incontri l'altro, non nasce il personaggio, nasce nella mia immaginazione, ma è stato lì durante le prove, all'interno di un tir, di un reale rimorchio. Abbiamo creato tutta la situazione del fatto di cronaca a cui la storia si ispira. Ovviamente non è il fine, ma è un mezzo per parlare d'altro, per parlare appunto di memoria, per parlare di colpevolezza, per parlare di relazioni uomo-donna, insomma c'è tanto in campo e il mio lavoro si esplica, si concretizza poi nel qui ed ora. Quando mi trovo sul set con Francesco abbiamo provato fisicamente la costruzione fisica di quel luogo, quindi vediamo il carcere, ma poi vediamo una costruzione fisica all'interno di un abitacolo molto stretto, impone un rapporto fisico che poi rivela un personaggio nella sua essenza anche emotiva, quindi trovo questo molto interessante. Noi facciamo un lavoro animale, è un lavoro di squadra, un lavoro animale, e questo è molto intenso per me. Andrea, tu in passato hai già lavorato con dei detenuti, se non sbaglio, hai delle esperienze in questo campo, vero? Ho due esperienze, avevo presentato un mio film, La velocità della luce, sempre fatto con Peppino Mazzotta, che è un attore di riferimento bravissimo e nonché amico,
e Patrick Bouchot, La velocità della luce, un film di 12-15 anni fa, venne presentato al carcere di Rebibbia all'interno di un programma di cinema del carcere e rimasi molto colpito. Infatti tanti riferimenti che ci sono nel film sono l'incisione dell'esperienza nella mia memoria. Il gatto Ulisse c'era realmente nel carcere di Rebibbia, il transessuale c'era realmente nel carcere di Rebibbia e rimasi colpito dall'attenzione che i detenuti hanno avuto per il mio lavoro, un'attenzione molto maggiore di quella che c'è nella realtà libera, diciamo, e proprio ho percepito questa sete di avere notizie dal di fuori, dalla libertà. Da lì è nata l'idea di raccontare questa storia che fosse non un film carcerario, perché il carcere occupa un terzo di questo film, ma l'incontro tra tre esclusioni, un'esclusione fisica, quella dei detenuti, un'esclusione affettiva, che è quella della sorella della vittima interpretata da una bravissima Daphne Scoccia, e un'esclusione lavorativa che è quella che il nostro protagonista documentarista in crisi di mezza età si trova a vivere e per cui accetta questo lavoro che gli offre questo amico d'infanzia, e ritorniamo al rapporto con la memoria, con l'infanzia, che è narrata brevemente all'inizio del film tramite sempre l'escamotage del mezzo cinematografico. È stato difficile produrre questo film? Avete faticato per arrivare sul set? È stato difficilissimo trovare i finanziamenti, però una volta che siamo riusciti a partire, l'abbiamo girato durante il pieno della pandemia, è andato tutto nel migliore dei modi. Siamo stati aiutati dal tempo, dalla regione Emilia-Romagna, dalla Film Commission e dagli attori. Non c'è stato una virgola che non abbia funzionato. Però prima la ricerca dei finanziamenti, la parte produttiva è stata veramente molto, molto lunga e molto difficile. Ho trovato molto bello come questo film sottolinei quanto, appunto parlando di esclusione, sia invece importante il coinvolgimento. I personaggi che interpretano i carcerati di questo film trovano la speranza nella condivisione, nella comunione. Credete che l'unico modo per fare in modo che ci sia una sorta di guarigione sia attraverso anche un ripensamento di quello che può essere il sistema carcerario? Lo abbiamo visto con tantissimi esempi di come coinvolgendo e dando prova che c'è un'altra strada il cambiamento possa esserci veramente. Questo rientra nella nostra volontà, ma soprattutto nella volontà del sistema carcerario italiano, che dagli primi anni 2000 ha cambiato l'impostazione costrittiva. Infatti la rappresentazione dei detenuti che lavorano insieme con gli agenti penitenziari, eccetera, è reale nei carceri più avanzati. Ne sono un esempio il carcere di Bollate a Milano, dove le iniziative di collaborazione con i detenuti permettono una recidiva molto minore che nelle altre forme di detenzione. Nella narrazione cinematografica ho cercato ho detto ai detenuti nelle prime scene, degli attori che interpretano i detenuti, nelle prime scene di tenere un atteggiamento molto passivo, molto distaccato dalla realtà, e piano piano durante la lavorazione del cortometraggio che fanno all'interno del muro del carcere ritrovare il sorriso, l'entusiasmo, e questo è stato fatto anche con una color correction che passa dai toni grigi scuri ai toni più colorati. Chiaramente per promuovere l'evoluzione umana a mio avviso è importante collaborare e far sì che le persone abbiano contesti in cui potersi contattare ed aggregare. L'arte sicuramente può essere un buon veicolo per farlo, infatti il protagonista fa questo. Il pretesto di girare un cortometraggio, un video all'interno del carcere permette ai detenuti di veramente, come diceva Andrea, ritrovarsi, riunirsi e dare vita alle loro vite in qualche modo.
Quindi assolutamente secondo me è fondamentale pensare oggigiorno, no, al carcere non soltanto come un mezzo per punire, ma un mezzo per poter far evolvere, si spera, le coscienze umane e le persone che poi si ritroveranno in libertà, magari con un punto di vista diverso sulla vita e su ciò che hanno commesso. Questo secondo me è magari una visione anche di sogno, ottimistica. Certamente c'è molto da fare, ma tanti sono i progetti come quelli di cui parlava Andrea, a cui ha partecipato lui stesso, che permettono a persone del mondo dello spettacolo, comunque del settore della cinematografia, di entrare in contatto con queste realtà e di creare insieme a queste realtà qualcosa di buono. Quello che è interessante, mi pare, poi emerge dal film, è che per assurdo sono i detenuti con le loro storie che servono al protagonista a ritrovare una propria identità, Sì. Cioè lo scambio è reciproco, quasi a vantaggio dei detenuti, nel senso che i detenuti fanno molto di più per il protagonista, Luca interpretato da Peppino Mazzotta, che non il contrario. L'incontro fa bene a tutti, come dire, no? A entrambe le parti, questo è importante, questo emerge da questo film. Un'ultima cosa, lavorando nelle settimane all'interno del carcere di Codigoro, che è un carcere che è stato costruito e non è mai stato utilizzato, abbiamo avuto l'esperienza della dimensione delle celle e stare lì dentro. È facile parlare da fuori, ma in quegli spazi angusti, l'idea che un essere umano possa essere lì per anni crea qualunque cosa abbia fatto crea un assoluto sgomento. Grazie mille. Grazie.